Allora, questa è la riala, cioè il crivello che veniva adoperato quando si faceva la trebbiatura arcaica sull'aia. La trebbiatura veniva fatta con le mucche di solito, oppure con gli asini o con i muli, sull'aia, dopo aver sciolto i covoni. Quindi i covoni si scioglievano e si spandevano sull'aia. Si aspettava che il sole scaldasse queste spighe di grano e poi con questi animali si faceva pestare il tutto. Quando era stato pestato, allora si separava la paglia dal grano con la pula, si chiamava la cama, quindi era la paglia, il grano e la cama. Allora con le pale si riempiva la riala intanto era più bassa, era a questa altezza qui, questo livello qui. Si mettevano due persone così e facevano la cernita, quindi facendo questo movimento il grano se ne andava sotto e la pula affiorava sopra. E poi da questi fori il grano usciva e quindi veniva raccolto in un sacco. Questo era il crivello più grande che aveva inventato la civiltà contadina da queste parti. Poi c'erano i crivelli più piccoli, che erano di questa grandezza qui, quindi un diametro forse di massimo di 50-70 centimetri, mentre qui parliamo di oltre un metro probabilmente, quindi un diametro di 50-60 centimetri, però non avevano la lamiera forata, avevano una spirale in ferro, veramente d'acciaio, e anche con quei crivelli a mano ci stava lucernicchio e lufarnale. Cioè lucernicchio era il crivello che aveva, diciamo, le distanze più piccole tra i fili di metallo, mentre lufarnale aveva le distanze più grandi, quindi lufarnale andava bello per i fagioli, per i ceci, mentre il lucernicchio andava bene quindi per il grano, per l'avena, per l'orzo, e quindi si faceva la cernita, però non doveva uscire da sotto. Quindi usciva la cosa più piccola e rimaneva il grano. Praticamente sono tutti oggetti scomparsi. Io l'ho visto adoperare dai miei zii qualcosa come 50-55 anni fa, e quindi eravamo praticamente verso la metà degli anni 50 del Novecento. Quindi poi questo strumento è scomparso. È un peccato comunque che se lo si tenga qui all'aria aperta, perché poi ormai questo legno tarlato, questo legno curvo, questo cerchio di legno curvo tarlato, ormai sta marcendo tutto, quindi con le intemperie, tra la ruggine e il legno marcito, tra poco non resta niente. È un peccato che questo reperto sia così, all'aria aperta, cioè esposto a tutte le intemperie degli agenti atmosferici, e quindi la ruggine si sta mangiando la lamiera forata e i tarli hanno già fatto la loro opera sul cerchio di legno curvo, e quindi praticamente tra 2 o 3 anni qui non resta più niente di questo oggetto straordinario che è rarissimo ormai nella civiltà contadina. Ritrovarlo lo si trova solamente nei musei etnografici.